Continuano i nostri suggerimenti riguardo alle cittadine e alle località che si possono visitare partendo da qui, partendo quindi da Valgrande. Oggi voglio parlarvi della città di Legnago, cittadina in provincia di Verona, che trova la sua importanza storica nella sua posizione sulla riva destra del fiume Adige. Infatti ci sono dei ritrovamenti che risalgono ad epoche storiche che attestano il passaggio di popolazioni, di antiche popolazioni, appunto attraverso la cittadina di Legnago. Ne riprova infatti qualche ritrovamento risalente alla popolazione degli Etruschi o alle popolazioni dei Paleoveneti. Però è solo nel Medioevo che la cittadina di Legnago trova un'importanza storica, soprattutto per la sua appartenenza al quadrilatero militare di cui spesso abbiamo sentito parlare anche nei nostri libri di storia. Infatti, a causa delle alluvioni derivanti dalle esondazioni del fiume Adige o dai bombardamenti delle guerre mondiali, dei palazzi storici di Legnago è rimasta veramente poca traccia. Qualcosa ancora di memorabile e visitabile si trova in Piazza della Libertà a Legnago ed è soprattutto il torrione, l'ultimo torrione appartenente alla cinta muraria che circondava la cittadina di Legnago. Altre cose importanti da visitare possono essere il Duomo, dedicato, guarda caso, a San Martino di Tours, di cui abbiamo già parlato nella ciaccola della scorsa settimana. Annotazioni particolari riguardano soprattutto il Teatro Salieri, ricordato appunto perché nella cittadina di Legnago è nato il famoso compositore Antonio Salieri. Queste sono solamente alcune delle informazioni riguardanti la città di Legnago. Voi avete altri suggerimenti o informazioni riguardo a luoghi da visitare attorno a Legnago? Se sì, vi chiedo di scriverlo nei commenti qui sotto.